Importante visita del ministro Franceschini oggi in Friuli Venezia Giulia. Ha voluto visitare 3 siti che sono stati finanziati dal suo ministero e che sono un po' anche il nostro fiore all'occhiello, anche se abbiamo veramente tante realtà finanziate dal ministero. Siamo stati prima a Villa Manin, dove abbiamo potuto apprezzare non solo l'intervento fatto sul giardino con i fondi del ministero, ma anche le cosiddette residenze d'artista, estremamente interessanti e molto importanti, anche perché creano le condizioni di una cultura che in qualche modo diventa internazionale, ma sta con i piedi ben piantati in Friuli Venezia Giulia. Poi abbiamo visitato la mideria di Ruda. Purtroppo in termini di archeologia industriale non stiamo facendo come paese un grande investimento, invece la mideria di Ruda è veramente un sito molto bello che può essere sfruttato in futuro, una volta che oltre alla messa in sicurezza si riuscirà a fare anche la ristrutturazione, per esempio per grandi esposizioni di arte contemporanea, ma anche per altre realtà che possono riguardare il territorio. E infine siamo stati a Gradisca di Jonson, dove abbiamo potuto visitare il castello, che è una realtà veramente che sta tornando protagonista e soprattutto sta tornando alla città. Ora manca un ultimo passaggio con la commissione paritetica, ma è molto importante che torni al comune, dove già si fanno delle importanti iniziative anche grazie ad una concessione con il demanio. È importante però completare la ristrutturazione. Lì veramente ci sono tanti spazi e tante idee per poter far sì che anche Gradisca possa sfruttare questa sua centralità anche rispetto ad altre infrastrutture, penso all'aeroporto, molto importante per la ricettività e per far sì che questo luogo, che ha tante bellezze, possa essere sfruttato al massimo e valorizzato.